c'è posto per te! La storia di un regalo! Yeah! Non ce la posso fare. Va bene, spieghiamo che cosa dobbiamo fare. Allora, il Toto busta. Spieghiamo che Toto busta. Ogni storia che comincia, diciamo fin dall'inizio se apriranno o no la busta, secondo il nostro sentimento. Chi vince ha un punto, capito? Yeah! Allora, prima ospite Sabrina Ferilli. Amore, possiamo dire che Sabrina Ferilli, secondo me, se la intende con Maria De Filippi. Picchia ovunque. Ma sì, stiamo cominciando drammatici. Sono pronta. Va bene, amore. E nel frattempo raccontiamo la storia. Il padre di questa mischinazza è stato licenziato, la madre sono mischini, però era un po' combinati male e lei gli vuole dire: papà, mamma, non vi preoccupate, siete combinati male, io vi voglio bene. Eccoli bimbi, ecco. Stai facendo un provino. Levati. Io non voglio chissà che cosa. Io voglio fare un bambino di c'è posta per te, posso? No, sei grande. Lo so, quando canta musica già siete piccirilli. È sceso solo il lampadario. Devo candidare come bambino, visto siamo per ora. È sceso il lampadario. Sceso il lampadario. Non me lo Fai il lampadario. Come vedete ci sono anche dei Ferrero Rocher appesi nello studio. Ora, a questi genitori, come sorpresa gli stanno portando Sabrina Ferilli con sua madre. Ma chi cazzo c'entra sua madre? E come regalo ci rurano un Ferrero Rocher scartato, tra l'altro. Adesso non ci hanno fatto vedere cosa c'è dentro questo regalo, ma Andrea ha fatto una sintesi mimica. Vai, amore. Volevi solo i sordi. Questa è la storia di Carlotta. Vai, Carlotta. E c'è la compagna di suo padre che già si sa che scega. Lei è la compagna? Sì, lei è la compagna del padre, il padre li ha lasciati a lei. Promette a bene la compagna? a suo sore, a suo frate, sì, già si vede. Già promette. Guarda questo capello come esaurito. Signora, la vogliamo al 100%? Alla fine la nostra famiglia è sempre stata un po' particolare, c'è bisogno di Manca, amore, si vede che non sono del sud. diversità. Si vede, capito? Già questo Questo è il suo maggiore terme. appena aprire la busta deve dire Cornuto! Sì, comunque Paolo Brosio, cioè cerca di calmarti, perché amore, devi aprire. Chi c'è Paolo Brosio, amore? Questo è il padre di Paolo Brosio, uguale. Che è successo, amore? No, pure con l'altro figlio della signora, che rapporti è? E non sono buoni. E allora c'è qualche cosa sbagliato. Stiamo accendendo. Signora Cinzia, lei che ne pensa? Non conosco neanche e non lo so. Bene. E apre 1-0 per Casisa, 1-0 per Casisa. 1-0, apre grande. Amore, che è successo? Luigi e Mariella. Pensavo fosse storia di corna, invece è storia di nonni. Storia di nonni. Niente ragazzi, noi quando ci sono le storie dei nonni ci abbattiamo perché... Ha trovato 6 Marielle! Sei Marielle! Che c'è, amore, che hai detto? Lo sappiamo tutti che è l'ultima. Che è l'ultima nonna, quella giusta. Mariella, quella che vince. Però questo è spoiler. Oh, Mago! Mamma mia. Mago! Ma che bello! La signora Mariella ha riconosciuto il signor Luigi! Amore, tu mi riconosceresti fra 50 anni? Certo, ma farei finta di non conoscerti. No, io... Sali subito! C'è la storia di un padre! Dove sei? Per giorno insieme, lui porta la figlia in un centro commerciale e spende 200 euro per la figlia in vestiti. Insomma, è tutto a posto. Quel giorno, Amore, io comunque non ho capito la storia. Vabbè, tanto sempre quelle sono. Il padre che non vede la figlia, la compagna, tutti così ci ridurremo. A causa di queste mascherine, tutti come questo signore. Con queste orecchie. Comunque, amore, posso dire che è graziosicchia. Ci possiamo conoscere? Che c'è amore, amore, non ho capito tu il commento che stai facendo su questa ragazza che si sta disperando, sta piangendo, il tuo commento è? Ha un mascara fortissimo. Ma come? Waterproof. Cioè, ma che mascara usi, Gio? Perché non scola. Cola niente.
Cioè, amore, comunque il fratello non ha le orecchie troppo basse. Me l'ho inquadrato un attimo, regia, no? Lui, guarda amore, guarda, ce l'ha basse. Stato con le orecchie di Va, ce l'ha tipo qua le orecchie. Tu dove ce l'hai? Tipo qua! Hai gli occhi lucidi. Che è proprio carina questa ragazza, cioè è un esempio bello. Sì, però diciamo le cose come stanno. Non ha detto una parolaccia. Aperto! Aperto! Amore, quindi? Allora, intanto oggi la puntata si intitola C'è Puglia per te. C'è Puglia per Tutta te. è Puglia. La signora ha lasciato il marito, si è messa con un altro. Bello. I figli sono arrabbiati. Bello, lo vedi appena questi non si cornuteano a vicenda. Voce del verbo cornuteare. Cioè, ma veramente tu hai detto l'onore di conoscerla finalmente? Ma tu sei la fidanzata del figlio abbandonato! Che devi protestare! Ma che fate stasera? Apre. Vatti a segnare il punto. Punto Casisa, vai in vantaggio, Eccolo. Ci hanno fatto aspettare. Ma adesso è qua, c'ho le guaranate a 1000. Ma quanto sei buono, Luca! Luca! Ora, la storia è molto drammatica, ma romantica al tempo stesso, bello. È un finale positivo. Finale positivo, ma ancora non ci può capacitare Picchi ci puitò al suo povero ragazzo Luca Argentero. Cioè, ma chi se ne fa? Poi te c'ha Belen, un sindaco. Amore, ti prometto che se un giorno ti dovessi chiedere di sposarmi, ti farò incontrare Diletta Leotta. Un pezzo di vantaggio! Va bene, ragazzi. È finita la prima puntata di C'è posta per te. Noi siamo arrivati alla fine, carichi proprio, si vede? Questa puntata è del Totobusta, l'ha vinta Casisa. Viva Casisa! Grazie per averci seguito e ci Good vediamo la night. prossima settimana. Good night.